Buonasera da Piancastagnaio per almiatanews.it, paliodipiancastagnaio.it e ilverrocchio.it. Marco Conti. Oggi è il 27 di luglio, sono circa le poco più delle 18 e chi vediamo in pista è la contrada del Coro con il fantino Francesco Caria e, se abbiamo visto bene, cavallo Rijaid, se lo nominiamo bene, ci scusiamo con chi ci sta seguendo. Francesco Caria è appena montato sul suo mezzo sangue, ricordiamo la novità di quest'anno al Piancastagnaio. Quindi sono tutte prove attese un po' da tutti i contradaioli per questa novità. Questo è un palio che è stato ripreso nel 1979 dopo varie interruzioni, modifiche nel tempo, in onore della Madonna di San Pietro dai frati di Carmelo, dei Carmelitani, scusate. E si è sempre corso con i Prosangue. Oggi, dopo Voltaia, la contrada di Voltaia e la contrada di Borgo, la prima il 24, la seconda il 25, è dunque la prima prova della contrada del Coro con Francesco Caria che fa il suo esordio qui a Piancastagnaio nella contrada dello Stretto. E quindi grandi aspettative per questa contrada che, come del resto le altre, punta alla vittoria di un palio che ha molte punti interrogativi. Aggiorniamo un po' la cronaca anche per chi ci segue. Scusate, noi cercheremo di trovare una postazione più idonea, così da tener fermo anche la strumentazione che usiamo. Ecco, intanto inizia un leggero galoppo Francesco Caria sul suo Rijaid. Noi ci troviamo in questo momento proprio sopra la mossa, nel momento, ecco, vedete, questo è il punto della mossa e ora, questo è importante, vogliamo farvi vedere dove sarà l'arrivo dopo 4 giri, quindi ecco, questo sarà il punto del nuovo arrivo, perché in realtà c'è stata questa leggera diminuzione, circa 200 metri, una soluzione molto contestata soprattutto da due contrade, Borgo e Voltaia, rispetto a un arrivo che era esattamente a questo punto. Quindi dobbiamo togliere quindi circa 2/3 di giro, perché in realtà, ecco, il giro finisce qui alla mossa, quindi 4 giri più circa 150-160 metri, un po' più avanti della metà. Ecco, scusate nuovamente questi scatti, la videocamera tanto sta distendendo un po' più il cavallo Francesco Caria, ma sappiamo che subito dopo proverà, se abbiamo capito bene, Buon Antonio da Clodia. Quindi cavalli conosciuti di una scuderia conosciuta. Ecco, quindi dicevamo una distanza di 4 giri, che prima era 4 giri più o meno 3/4, invece oggi è 4 giri e poco più di 1/3. Più o meno questa è un po' la distanza per un totale, considerato un giro sono 350 metri, quindi sono 4 giri, 1400 metri, più circa poco meno dei 200 metri, insomma arrotondiamo per effetto a 1600 metri, forse più vicino ai 1550. Intanto vediamo che Francesco Caria continua il suo galoppo. Oggi non ha piovuto rispetto agli altri giorni, sulla Miata ci sono stati alcuni rovesci e anche dei temporali che fortunatamente hanno allontanato, speriamo per sempre, ma insomma un po' una situazione difficile. E questo lo dobbiamo ricordare, perché la pista, che è stata molto apprezzata almeno dalle due contrade che hanno provato, era in realtà tutto questo campo davanti a voi, era la base logistica per gli elicotteri antincendio della protezione civile, insomma per tutte le squadre antincendio
giunta a Piancastagnare per questo veramente momenti di difficoltà della comunità e anche dell'Amiata. Questo un po', ecco, vediamo Francesco Ria che sta ancora lanciando il suo Rijaid. Vediamo ancora, ecco, questo è l'ingresso della curva, la prima che troveranno, una curva che segna indubbiamente le posizioni. Chi esce primo da quella curva normalmente si trova in testa e lo sarà probabilmente anche per tutto il palio se ne avesse la forza, anche se negli ultimi anni abbiamo visto che fantini come Giuseppe Zede normalmente, ecco, intanto Francesco Ria sta terminando la sua prova, che normalmente sono molto pronti alla mossa, in realtà poi sono stati i sorpassi proprio agli ultimi metri dell'ultimo giro. Ecco, questo è un po' uno dei motivi anche della discussione che c'è stata in questi giorni, salomonicamente risolta dal rettore del magistrato, quando due contrade, Coro e Castello, volevano togliere tutto l'ultimo giro, più o meno un giro, per semplicità diciamo un giro, anche se sono 3/4 rispetto a quello normale, insomma, e le altre due contrade, Borgo e Voltaia, si sono opposte alla fine, insomma, come una sorta di un po' di Ponzio Pilato, no? Dice vabbè, accontentiamo un po' tutti, anzi non proprio Ponzio Pilato, ma insomma il concetto è quello lì, accontentiamo un po' tutti e due, tutti e quattro, scontentando tutti. Questo è stato un po' il principio adottato dal rettore, in base anche al regolamento, che dà la possibilità all'amministratore delle contrade di proporre delle modifiche che a maggioranza possono essere prese in considerazione. Ecco, Francesco Ria tanto ha terminato, noi vi accompagniamo un po' la fine di questa sgambatura, leggero, un galoppo, sì, insomma, una prova discreta, consideriamo la prima, consideriamo che Francesco Ria dovrebbe essere il suo cavallo. Ora poi entreremo con un altro soggetto che è Buon Antonio D'Aclodo. Ecco, sta ora passeggiando. Noi vogliamo concludere il discorso perché torniamo un po' alla cronaca di questi giorni, intanto diamo una visione alla pista, ovvero sono state molte discussioni, sono state consegnate delle lettere, sono state fatte delle riunioni, ci sono le polemiche, le discussioni chiamate come lettere non sono ancora terminate. Ormai la decisione è sicuramente stata presa, quindi 4 giri e circa un terzo, circa 150 metri in più abbiamo detto, però ci sono stati dei documenti, delle prese di posizione in forma scritta da parte di Borgo e di Voltaia, che sono state fatte anche, sono state notificate anche alle contrade di Borgo e Castello, ovviamente al magistrato di contrada e all'amministrazione comunale, dove c'era una presa di posizione abbastanza forte, per quanto ne sappiamo noi, insomma non abbiamo letto per interi i documenti, però la sostanza è che c'è una contestazione riguardo a questo tipo di, non tanto la scelta in quanto tale, ma per il metodo, però un metodo che il rettore ci ha detto che è previsto dal regolamento e quindi per lui la situazione è nella norma. Solite discussioni che ci introducono un palio sicuramente diverso dai grandi punti di domanda e forse anche un po' quindi questo nervosismo, chiamiamolo così in maniera bonaria, un po' da parte di tutte e 4 le contrade che forse non si sentono pronte, visto anche la decisione proprio sui mezzosangue giunta a poche settimane dal palio in maniera definitiva. Ricordiamo che c'è tuttora un ricorso al TAR da parte del comune perché sostiene che questa è una pista, nella sostanza sostiene che è una pista omologata, cioè riconducibile a un ippodromo, quindi non doveva rientrare nel cosiddetto decreto Martini. Ecco, Francesco Ria ora ha terminato la sua prova, vediamo il capitano Davide Coppi che gli si avvicina, qui c'è la dirigenza, noi ci spostiamo, scusate, ecco, spostiamo leggermente per fare, sono le dirigenze del coro, ricordiamo che qui vediamo il priore, il difensore, il capitano ovviamente e Francesco Ria che esce dalla pista e noi concludiamo in attesa di
della prossima prova, sempre della Contrada del Coro, qui da Pia Castagnaio, Marco Conti, 27 luglio 2017.